adesso arrivano i lanzichenecchi, cioè arrivano tutti gli altri, grande formazione, abbiamo cercato di riunire quanti più strumenti possibili per un testo eccezionale. Coro, orchestra del conservatorio, in un madrigale, per forza farà rumore entrambi, mi dispiace che non riesco a far altro che presentare, cercando di coprire la confusione, che è ovvia, arrivano in una trentina adesso. Per finire cercavo un coro. Un pezzo corale, io ho scelto un madrigale. Il madrigale, voi sapete, è un'altra delle cose del Rinascimento importantissime. Venezia è stato importantissimo per questo. Ieri sera c'è stato un bellissimo concerto ai Frari di Madrigali di Monteverdi, e da lì che veniamo. Ed è lì che possiamo cercare di dire una parolina per aggiungere una frase in più. Ed è bellissimo farlo tutti insieme. Questo momento rappresenta tutto il conservatorio. E per dire che cosa? Per dire i versi di un frammento di William Blake che dice, titolato So Man Looks Out. Così l'uomo sporge, proietta lo sguardo oltre gli ostacoli, oltre le cose visibili, oltre la logica, con quella curiosità magnifica che ha l'uomo. E che cosa guarda? Guarda nelle stelle che incoronano la notte, guarda nei pianeti che si nascondono nella notte. Questo madrigale viene da un'opera che ho scritto che si chiama Big Bang Circus, e nell'opera viene subito dopo un testo di Giordano Bruno che si chiama Errantes Stelle. Quindi Giordano Bruno, morto, bruciato dai religiosi della sua stessa religione, dice: o stelle del cielo, mostratemi il cammino. E qui William Blake, altro coraggiosissimo artista, dice di guardare avanti, guardare oltre e nel mistero della notte scoprire le verità. Le verità dell'arte sono tutte inventate, però, come ho cercato di mostrare proprio nell'opera Big Bang Circus, alla fine i racconti sull'origine fatti dagli uomini che inventano, i Maya, i latini, i greci, gli africani, gli eschimesi e tutti gli altri popoli del mondo, alla fine, e questo sarebbe un altro capitolo lungo, sono descrizioni che arrivano a dire la stessa cosa che dicono gli scienziati. Detto che stanno ancora preparando, ve ne dico una. Gli indiani dicono che la genesi avviene mentre Shiva sta danzando in un cerchio di fuoco. Se andate in internet vedete Shiva, eccetera, viene fuori una serie di fiammelle. Che cosa sono una serie di fiammelle? Un'esplosione di fuoco, e lui danza suonando un tamburo. Bene, gli scienziati oggi, quando vogliono descrivere il Big Bang, dicono che la materia era talmente densa e compatta da entrare in fibrillazione e cominciare a vibrare come la pelle di un tamburo. Gli scienziati non trovano nessun'altra frase migliore se non la frase usata dai Vega, dunque 4500 anni fa e prima, per descrivere la Genesi. Quindi l'uomo, con questa sua curiosità, e l'uomo artista non solo nel buio trova tutte le verità degli artisti, ma en passant trova anche le verità degli scienziati, già che c'è. E quindi questo bellissimo testo di Blake dice che l'uomo trova queste verità, e un'altra intuizione bellissima dice che la voce dell'uomo che cerca attraverso l'universo viene vista, quindi c'è l'arte visiva, viene sentita, ma usa anche il verbo is felt, che è il verbo to feel, quindi viene proprio sentita emozionalmente, c'è un feeling, ed è il feeling dell'arte che passa.
Gli ultimi due versi che ho aggiunto, il libretto è stato in parte realizzato da me, in parte da Sandro Cappelletto, altro autore veneziano. Aggiunge due versi che sono bios stupebit et natura. Quindi di fronte a questo svelare misteri veri o inventati dagli artisti, non mors stupebit, che è uno dei versi finali del Requiem, ma bios stupebit et natura. È la stessa natura, perché la natura fa gli artisti e poi rimane a bocca aperta a vedere cosa combinano. Orchestra e coro dell'Osservatorio Venezia.